L'offerta formativa delle scuole superiori di Montagnana copre una vasta gamma che si completa e si integra in un polo delle superiori Jacopo da Montagnana e nello storico educandato San Benedetto. Iniziamo dal polo delle superiori, cui recentemente la Giunta regionale del Veneto ha restituito 2 indirizzi dei 3 che aveva soppresso. Il primo è l'Istituto Professionale Agrario, un corso di studi che consente di fermarsi al 3° anno oppure di proseguire al 5°, ottenendo la maturità che permette l'accesso agli studi universitari. Comunque non tutti conoscono le opportunità lavorative che offre questo titolo di studio. Nei settori privati come il commercio di prodotti per l'agricoltura, strutture per l'agricoltura, assistenza tecnica presso le ditte fornitrici e associazioni di categoria, settore macchine e imprese di manutenzione del verde, quanto negli enti pubblici come comune, provincia, regione, consorzi e ULSS. Proseguiamo con l'Istituto Industriale per la Meccanica e la Meccatronica. In altre parole, tecnologia e innovazione. Un corso di studi che offre una solida preparazione agli studenti che hanno già conseguito parecchi premi in tema di robotica e di studi astronomici. I laboratori dell'ITI sono in continua evoluzione e miglioramento al fine di preparare un ingresso al mondo del lavoro. Dal 2002 è stato possibile acquistare una macchina a controllo numerico con unità di governo FANUC. Una macchina che consente agli studenti di portare a termine qualsiasi progetto tramite la programmazione, seguendo dei semplici input. L'Istituto Professionale Alberghiero, restaurato e ampliato a spese della provincia di Padova, attrae studenti anche dalle province di Verona e di Vicenza. Dispone di una moderna cucina e di una sala bar per la formazione di tecnici dei servizi di ristorazione e tecnici dei servizi turistici. Si cimenta anche nell'enogastronomia, con ottimi risultati come, per esempio, nella tradizionale festa del prosciutto di Montagnana. Concludiamo la rassegna del polo Jacopo da Montagnana con il liceo scientifico ad indirizzo informatico-tecnologico. Il liceo offre una sperimentazione informatica che può essere una carta in più da giocare nel mondo del lavoro. Inoltre il polo dispone di 2 pullman, uno di 54 posti e uno di 9 posti che vengono utilizzati come servizio di bus navetta per spostare gli alunni fra le varie sedi o per le uscite didattiche. Passiamo all'Educandato San Benedetto, che per il prossimo anno scolastico può sfoggiare una novità: il liceo musicale e coreutico. Una novità che ha già attirato l'interesse non solo di aspiranti musicisti padovani, ma anche dalla provincia di Verona e di Vicenza. Il percorso del liceo musicale e coreutico è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Al termine gli studenti potranno accedere agli studi universitari. Proseguiamo con l'Istituto Tecnico Commerciale. Il profilo del percorso del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l'economia sociale ed il turismo. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di certificare le competenze linguistiche ed informatiche sottoponendosi alle diverse prove d'esame. Possibilità questa offerta anche agli studenti del Liceo delle Scienze Umane, ex magistrali, dove gli studenti apprendono i linguaggi e le tecniche di indagine nel campo delle scienze umane, antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia. Infine il Liceo Classico Europeo, nel quale gli studenti apprendono, oltre al latino e al greco, anche le lingue moderne europee, il tedesco e l'inglese, valorizzandole sia sotto il profilo scientifico sia quello giuridico-economico. Il corso di studi si articola in lezioni antimeridiane e pomeridiane con semiconvitto obbligatorio.